Come è nata l'idea di fare un'Expo in questa valle, in questa zona? Ma forse uno potrebbe pensare per invidia della Fontana Buona, dove hanno fatto un'Expo veramente eccezionale. Noi sentivamo il desiderio come comune con un mio assessore che è Vigo Sandro, allora 10 anni fa, anzi 11 anni fa, di fare anche noi qualcosa che potesse dare risalto a quella che è la cultura, a quella che è, diciamo, quelli sono i prodotti dalla nostra valle, la valle più verde del mondo, come diceva Hemingway. E così abbiamo cominciato a pensarci, ripensarci, e abbiamo trovato un giovane che è ancora, peraltro giovane, ma comunque lo era ancora di più 10 anni fa, che ha cominciato a raccogliere altri giovani e hanno messo su i giovani della frazione di Loco 10 anni fa questa manifestazione. E ne andiamo molto orgogliosi, siamo molto legati a loro perché loro sono tutti volontari che prestano in questi giorni un servizio incredibile, un lavoro pesante, proprio perché questa manifestazione continui. Quanti comuni raccoglie l'Alta Valtrebbia? L'Alta Valtrebbia sono 7 comuni, potremmo passare anche 8 considerando che parte nell'Alta Valtrebbia fa parte anche Torriglia, ma sono 7 piccoli comuni, Rovegno forse è ancora il più grosso, però sono tutti comuni che vivono di quello che è poi fondamentalmente cosa? Il turismo. Che importanza hanno manifestazioni come l'Expo che sta per iniziare? L'importanza dell'Expo che sta per iniziare ha l'importanza di far conoscere alle persone che magari in questo momento mi stanno ascoltando di venire su e vedere la Valtrebbia, non soltanto i prodotti che vengono presentati, ma vedere questa bellezza della natura che è stata tanto decantata da tante persone che sono venute, anche poeti famosi come Giorgio Caproni. Allora invitiamo tutti in Valtrebbia questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Sì, venerdì alle 15 ci sarà l'inaugurazione e mi auguro comunque che ci sarà anche presente Telepace per fare tutta questa trasmissione anche in diretta, e questo per noi è un grande vanto, un grande onore. E poi ci sarà sabato e domenica tante manifestazioni, sono tutte cose interessanti, e ci saranno poi soprattutto quelli che presenteranno anche il campionato mondiale del canestrello, e mica poco, anche se noi a Rovigno abbiamo il quadrello.